Ben ritrovati amici sportivi, amanti di calcio giovanile, genitori e tifosi. Claudio Costanzo per la Wii Sport dal campo di Gardesport di Mili Marina vi racconterà della quinta giornata del campionato di allievi regionali Girone C. Il Città di Messina capolista ospita la Promo Sport Barcellona. Giallorossi che nella precedente uscita sono riusciti ad avere la meglio non senza patemi d'animo sul Junior Club Curcuraci per 1-0 grazie al gol di Presti. Promo Sport Barcellona che invece ha ospitato il Camaro e che è riuscito a portare a casa i 3 punti. Quota 9 in classifica per i ragazzi di Barcellona a 12 punti, guida la classifica invece la squadra di Mister Cosimini, arbitra l'incontro il signor Costa della sezione di Messina. Qui con le nostre immagini siamo già all'ingresso in campo con il solito ausilio della nostra regia. Possiamo andare a scoprire formazioni in campo quest'oggi per Mister Cosimini. Il tridente d'attacco formato da Presti, Spoto e Arena, supportati da una linea 4 a centrocampo formata da Currò, Maisano, Giordano e Zagone. Si stringono la mano qui i due capitani prima della battaglia, sempre molto concentrati i ragazzi del presidente Lorè, che qui si stringono a cerchio per dirsi le ultime parole. Solito urlo di rito e poi potremo partire. In divisa gialla blu e Città di Messina attaccherà a destra verso sinistra, ma sarà la Promo Sport a giocare in questo primo pallone in casacca rosa, scagliata nella metà campo avversario, a facile preda di Merlino. Qui però la prima occasione è subito per la Promo Sport con Mancuso che calcia col mancino, traversa e palla che sbatte abbondantemente fuori dalla porta difesa Merlino. Possiamo rivederlo con l'ausilio delle nostre immagini. Qui intanto dall'altro lato l'occasione è per Maisano che entra in area, calcia largo alla sinistra della porta difesa D'Amico. Qui invece Arena prova a scatenare a propria velocità, mette dentro, non arriva di un soffio Spoto. Città di Messina che si esalta negli spazi. Qui bellissima azione tutta in verticale con Presti che lancia ancora una volta Maisano a tu per tu con D'Amico. 2 volte si deve superare il numero 1 della Promo Sport Barcellona a dire di no al classe 2000. Qui ancora Maisano a un altro passo incontenibile, ma non è lucido. Ancora una volta nell'ultimo tiro si rinnova il duello qui ancora con Maisano sull'auto di destra, la palla è dentro, arretrata per Presti che punta l'avversario, prova a spostarsi il pallone sul destro, ci riesce, si libera al tiro. D'Amico ancora una volta pronto, ci ha provato il match winner della scorsa uscita. Qui però la palla di Currò dentro per Arena, atterrato, calcio di rigore per il Città di Messina, massima punizione conquistata da Anthony Arena con questo bel gioco di gambe, si incrociano i piedi, netto calcio di rigore. Sulla battuta andrà Armando Currò che va col destro, spiazza D'Amico. Città di Messina in vantaggio grazie al suo numero 8 che va a festeggiare sotto i propri tifosi. Tributo per i ragazzi di Mister Cosimini che hanno iniziato la partita a 1000 e qui attaccano ancora a testa bassa come al solito, sfruttano l'ampiezza con Arena che questa volta viene dentro il campo, serve l'assist per Spoto che taglia, ci prova col mancino, facile preda di D'Amico. Dall'altro lato ci prova invece la Promo Sport Barcellona a giocare quest'ultimo pallone prima del duplice fischio del signor Costa, squadra in riposo che però torneranno ben presto sul campo sintetico di Mili Marina. Presente anche la dirigenza della prima squadra con Mister Basile e il direttore Cardullo. Siamo già alla ripresa. Città di Messina che opera il primo cambio, fuori Zagone, dentro Chicco Andò che è andato ad agire sulla linea dei 3 davanti. Qui Currò libera Arena che trova dall'altro lato Andò tutto solo, calcia al lato, ha avuto l'occasione del raddoppio Chicco Andò. Qui ancora bellissima apertura, sempre a trovare Andò, a tu per tu col neoentrato Grinò, calcia alle stelle, poca lucidità per il numero 15. Qui intanto lascia il campo anche Presti per far spazio a D'Amico. Tante soluzioni come già detto per Mister Cosimini in avanti. Qui Currò ancora splendidamente trova Arena sul buco di Herrera. Arena si può involare, prova il pallonetto, forse qua esagerato il numero 11 della formazione del Città di Messina. Prova a rispondere sul calcio piazzato la Promo Sport con questo test mancino affidato a Carmelo Bucolo. Si fa toccare il pallone, va col mancino, trova la deviazione di un compagno ed è Santi Mancuso che firma il gol del pareggio per i suoi. Tutta la sua gioia, ingannato Merlino alla traiettoria. Qui intanto lascia il campo anche Anthony Arena, spazio a Pieruccio Cangemi con il numero 18
calcio d'angolo per il Città di Messina, palla dentro sul quale svetta D'Amico, si deve superare Grinò che con questo colpo di reni manda il pallone in corner, il portiere subentrato all'inizio della seconda frazione di gioco. Qui intanto Mancuso ha lanciato un compagno e Caliri che entra in area, appoggia per Majorana che batte Merlino, delirio della Promosport, in 5 minuti ribalta la partita col gol di Majorana che ha trovato il varco giusto. La Promosport ora ci crede, morale alle stelle, sotto le scarpe quello invece dei ragazzi mister Cosimini. Qui altro cambio, entra Mannino per Giordano, prova tutti in avanti mister Cosimini, qui D'Amico, bella azione, viene atterrato però, secondo giallo ed espulsione per Rotella che lascia in 10 i suoi. Potrà sfruttare la superiorità numerica in questi ultimi 10 minuti. Intanto al calcio di punizione andrà Armando Currò col destro, va morbido sulla barriera, capisce l'intenzione Grinò e fa sua la sfera. Qui intanto un'altra occasione, la palla finisce per Gangemi che salta un avversario, va col destro Gangemi e firma il gol del pareggio dalla panchina. Pieruccio Gangemi con il numero 18 va a prendersi l'abbraccio dei suoi compagni dopo questa splendida rete che batte Grinò. Fondamentale gol del pareggio, entra anche Gualberti in campo, segnala 5 minuti di recupero il signor Costa. L'ultimo pallone lo getta avanti la Promosport che però ancora questa occasione si può involare, viene atterrato da Gualberti, solo cartellino giallo per lui e punizione dal limite della Promosport, giustamente, ma forse era più da rosso questo fallo. Intanto si chiude così sul tiro di Carmelo Bucolo la partita. Città di Messina 2, Promosport Barcellona 2. Protestano i ragazzi di mister Cosimini per non aver rispettato i 5 minuti di recupero del signor Costa. È stata comunque una partita bellissima, due squadre che si sono affrontate a viso aperto, una più sprecona e più vanitosa, l'altra più cinica e aggressiva. E allora vi diamo appuntamento alla prossima giornata. Il Città di Messina a domicilio andrà a fare visita all'ACR Messina, diretta inseguitrice in classifica da Claudio Costanzo. Per i microfoni della Sport è tutto, vi lasciamo con le solite immagini del saluto dei nostri ragazzi. Alla prossima, sfondate il tasto mi piace.